Ultima giornata a Jesolo per la prima edizione del Simo Fonte Basket Camp, tenuto dalla stella NBA in forza agli Utah Jazz Simone Fontecchio. Camp di pallacanestro che ha visto arrivare nella cittadina balneare tanti giovani cestisti dagli 8 ai 17 anni, provenienti da Italia, Svizzera e Francia, per carpire qualche segreto dal loro beniamino e giocatore della nazionale italiana. Diciamo che la mia passione nasce da quando ero piccolo. Mia mamma giocava a pallacanestro, mio nonno giocava a pallacanestro, mio fratello giocava a pallacanestro, quindi è stato per me un qualcosa di naturale avvicinarmi a questo sport di cui mi sono innamorato praticamente da subito, da quando avevo 6-7 anni, e da lì è cominciato tutto questo fantastico viaggio che è partito in Italia, la Virtus, Bologna, poi Milano, poi Europa e adesso in NBA, che è un sogno veramente che non riuscivo nemmeno a immaginarmelo da piccolo, quindi me la godo ogni singolo istante e mi diverto soprattutto. È più soddisfacente, diciamo, in termini di carriera, vestire una maglia per un club importante dell'NBA o quella della nazionale? È come scegliere tra come se avessi due figli, quindi è difficile. Vestire la maglia nazionale per me è un onore incredibile, ma lo vivo veramente con un divertimento, una passione e anche una responsabilità, perché comunque so cosa vuol dire indossare quella maglia, so cosa sto rappresentando. Giocare in NBA invece è un qualcosa, come ho detto, di magico che uno da piccolo poteva immaginarsi, sperava di giocare in nazionale, in NBA neanche, quindi è qualcosa che va oltre. Una classifica, un podio dei 3 ricordi più belli? Ah, direi sicuramente al posto numero uno la partita, la finale a Belgrado del preolimpico del 2021, l'estate 2021, che abbiamo vinto in casa della Serbia contro la Serbia e ci siamo qualificati per le Olimpiadi. Poi metterei la partita contro Golden State l'anno scorso a dicembre, che all'epoca era stata la mia migliore partita, e al terzo posto direi tutte le Olimpiadi in generale, che è stata un'emozione fantastica dalla cerimonia d'apertura fino all'ultima partita. Cosa rappresenta per te partecipare come mentor un po' per questi giovani atleti qui a Jesolo a questo camp? No, per me è molto importante. Quest'anno durante l'anno ho proprio sentito il desiderio, il bisogno comunque di dare qualcosa indietro a tutti questi ragazzi che comunque mi seguono, mi supportano. Per me è qualcosa di importante sicuramente. Anche dare un piccolo insegnamento, anche che questi ragazzi vadano via con un piccolo insegnamento in più alla fine della settimana, per me è un regalo fantastico, però come dico sempre la cosa più importante per me è che si divertano. È una settimana in cui stanno insieme, magari con amici, stanno al mare, giocano a pallacanestro, che fanno qualcosa che amano, quindi come dico sempre, stare sempre col sorriso, divertirsi, quella è la cosa migliore. In questo contesto, quanto conta l'esperienza e la passione che tramanda un allenatore o anche un talent come te a dei ragazzi giovani? Soprattutto quanto anche ha contato nei tuoi confronti le esperienze avute con i tuoi allenatori? Tanto, noi abbiamo degli istruttori fantastici, allenatori che veramente ci mettono il cuore. Quest'anno abbiamo la fortuna anche di avere un allenatore che lavora con giocatori NBA da Miami, dalla Miami School of Hoops, e sono molto contento veramente di avere lui qui, perché veramente vedo negli occhi dei ragazzi che lui gli insegna magari un movimento nuovo, un piccolo trucchetto nuovo, magari, e loro veramente si illuminano, qualcosa che non hanno mai visto, e quindi poi li vedi provare a farlo, quello per me non ha prezzo. E poi comunque siamo in un posto bellissimo, un palazzetto stupendo, in una città veramente che ci ha accolto alla grande, Jesolo, quindi siamo felici. L'augurio che fai a questi giovani? Come dico sempre, quello di continuare a fare quello che gli piace divertendosi, perché io ho la fortuna che quello che faccio, ho sempre fatto, è diventato un lavoro, però non lo vivo come un lavoro, lo vivo come un qualcosa che mi rende veramente molto fortunato, e lo faccio sempre col sorriso sulla faccia. Grazie Simone. Grazie a te.